tutte queste mie traduzioni io le ho fatte per me. Non ho mai pensato, mentre traducevo, tanto un occhiale senza occhiale non vi tutti, mentre traducevo, io non ho mai pensato che la cosa avrebbe avuto un pubblico, che ci sarebbe stato un critico a dire che avevo fatto bene, avevo fatto male. Io l'ho fatto per me, per cercare di non fare impazzire gli altri. Ho pensato che dovevo fare qualche cosa che mi prendesse il cervello e lo buttasse fuori dalla scatola cranica, come se fosse un'altra persona. E siccome tempo prima una mia amica, che è la giornalista Italia Cicciò, aveva ascoltato una mia traduzione del quinto canto dell'Inferno, Paolo e Francesca, che io avevo fatto perché c'era stato un editore di Milano che me l'aveva chiesto, non avevo fatto mai queste cose, l'ho fatto, e Italia Ciccia mi ha detto: Rosa, tu la Divina Commedia la devi tradurre tutta. Io ho detto: ma è una pazzia. Comunque, andando a Rometta, che è la mia casa dei sogni, la casa di villeggiatura, e tra i libri riesumati dal terremoto mi esce tra le mani un libro al quale mancavano le prime e le ultime pagine, ma era una Divina Commedia, edito nel 1848 a cura del sacerdote Biagioli, e mi porta tuttora, mi porta le chiamate esplicative di Vincenzo Monti e di Vittorio Alfieri. Allora io ho pensato: ma questo è un tesoro, allora questo è il segno. Quindi ho fatto la Divina Commedia. Finita la Divina Commedia, io mi ero appassionata a questo tipo di traduzione, perché volere capire quello che dicono i grandi è una cosa importante. Comunque, dissi: ora che faccio? Come la fiamma l'Odissea. Avrei dovuto presentarla, ma ragazzi, si presenta da sola, no? Cioè, che cosa vogliamo dire? Nata siciliano, guardate, il nomine omen, c'è poco da fare. Io nasci a siciliano. Io nasci a Tripodo, infatti faccio cinema, il treppiede è questo, no? Quindi è questo che noi usiamo per mettere al cinema le cinema. Io a Rometta, Tripodo è chi può bruciare l'incenso. E perché si tira l'incenso. Se avete domande... ecco, ce ne sono tante che sono emerse durante. Tanto guardate, io non vedo chi me le fa, perché non vi vedo. Oggi non vedo, ora non dormo. Ora non mi do la fattura. Sono contenta stasera, che dove? Avanti. Perciò, se volete fare domande, basta che non mi ciccate soldi, io subito. Cos'è che è stato più difficile nel momento in cui è partita con questa idea della traduzione? Dove è stato il problema? Nel reperire fonti per quanto riguarda la lingua siciliana? Nel rendere rispetto al greco? Tutto e niente, nel senso, io leggevo, posso? Sì. Leggevo le terzine di Dante e non capivo niente, perché Dante è un codice cifrato e per capire un canto di Dante un professore dovrebbe spiegarlo per 2 giorni, per 2 lezioni, perché un canto non si capisce. E allora io prima di tutto mi facevo croce, dicevo: che non sta capendo niente. Però io avevo con me 3 edizioni della Divina Commedia, le portavo con me, di autori differenti, i pareri più disparati, soprattutto nei punti in cui Dante parla di filosofia. I pareri più disparati mi hanno fatto impazzire in certo qual modo. Ricordo che un giorno a Roma mio marito è tornato dai suoi impegni e io gli ho detto: Giacomo, guarda, c'è questa soluzione che dovrei fare in questa terzina, però un filosofo diceva una cosa, un filosofo diceva un'altra, un filosofo diceva un'altra.
Qual è secondo te la cosa giusta? Mi ha detto mio marito: Rosa, quella che secondo te è la più plausibile. E così ho fatto. Quindi non era difficile. Io sono entrata dentro le terzine. Entrando dentro le terzine, la cosa magica, posso dirlo perché è vero, vi prego di credermi, la cosa magica era che una volta che io avevo capito quanto gli autori delle chiamate dicevano, magari in contrasto, uscivano le terzine di endecasillaba, rima alternata e concatenata, e uscivano da sole. Io non avevo il tempo di maturarle nel cervello, era come se la penna andasse da sola, perché io avevo capito, l'avevo incamerato, perché poi l'endecasillabo è una musica. Che dialetto ha scelto? Cioè, i dialetti siciliani sono tanti. Lei come ha fatto a giungere a una lingua che fosse universale per i siciliani? Dunque, siccome io l'ho fatto per me, non l'ho fatto perché pensavo, per esempio, che stasera avrei avuto tutta questa gloria, non pensavo. Io ho scritto nel mio dialetto, che io parlo. Con tanti testi greci, cioè, poteva anche partire dall'Iliade, no? Invece parte dall'Odissea. Cosa c'era nell'Odissea che comunque l'attraeva? In Dante lo posso immaginare. La traduzione avviene in un momento particolare. Mi attraeva la figura di Ulisse. E che idea si è fatto di questo Ulisse? Che idea mi sono fatta di questo Ulisse? Sì. Di uno che non aveva pace, perché lui va sempre alla ricerca di, e infatti dopo che finalmente peripezie, anni, patimenti e cose, rientra e si cucca nel suo letto. Infatti c'è la storia del letto qua, bellissima, io l'ho portata. Poi lascia e riparte. Tant'è vero che in Dante io avevo già, perché Dante l'ho fatto prima dell'Odissea, avevo già trovato che Ulisse, navigando con i suoi di qua e di là, poi finì che la barca si è capovolta a mezzo mare e Ulisse morì a mezzo mare, quindi non lo so perché. Era sempre alla ricerca di. E nessuno del bagno, i due variano un corpo immortale a prima vista. E allora si assettavano una volta sopra seggia, non sapeva surgiuto, di faccia una moglie so devota, e ci parlò dicendo risoluto. Mi sentite? Sì. Oh infelici, i dei che sono abitanti del Gran Olimpio, ti resero a tia, c'hai femmine gentili, un cuore ardente, duro e crudele, perché mai saria che non c'ha femmina avria coraggio di restare lontana da suo marito, che a distanza di 20 anni o privilegio di tornare al suo paese amato dopo che tante sventure patio. Ma forza Balia, prepariamo letto, che certo il cuore che ci batte in petto è proprio ferro, e allora il ramanna prudente Penelope, non sbaglio. Misero, non mi stai un super bello, non ti disprezzo e non mi meraviglio. Usaccio buono io come tu eri, quando verso di da capartista sopra nave chilometri e remi neri. Ma forza, Eureclea, tu che sentisti, stennici un letto solido, compatto, fuori da stanza buona costruita, chi che picca con il letto feci io stesso per la nostra vita. E dopo preparatelo, mettete i peddi, mantelli e coperte splendenti. E i suoi valori erano studiati, mi mette a prova sposo, ma fremente sdegnato Ulisse subito a parlare con sua moglie che era saggia assai. O donna, tu non sai quale dolore mi procurava questa parola tua. Come portò un eletto a un'altra parte? Sarebbe difficile, pur uno sposta uno assai pratico, abile e forte.
meno che non dico proprio apposta in persona verenno, se vorria con gran facilità t'hanno ciulato sistemarono subito bugia. Non d'uomo vivo, manco se mai stato, e che in ciuro della gioventù o possa smuovere senza stentare, perché in letto me, fatto con fidi, c'è un gran segreto e non lo può sapere. Voi lo sapevate questo? No. Ma volete sapere il segreto? Io mi ammazzai, mi faccio, chi mi mano, e non lo auso. In certo cortile c'erano ciunco dalla vara, chino di foglie lunghe, splendido, speciale. Era rosso, come una colonna. Io tutto attorno costruía una stanza fino a quando finia da ogni banna, con pesci fitti e con sapienza, con migliaia di sopra, e poi ci mise porte massicce, impostati, e poi tagliai il rame e i fogli tesi di allevare a china i fogli assai, tagliando da radici in sopra un ciunco con pezzi bronzo, un chianuzzai perfetto, e un feci ritto a fili squascia, bianco, paranno a sostegno del letto, e dopo ciaforai con lo ciapano, cominciano da andavo a lisciare un letto, e lo lucidava piano, fino a quando finia tutto, un tarsiano, cuore e argento, e avorio ogni parte. Poi ci stenia, i petti di boi, splendenti, di colore rosso forte, così ti svelo, sto segreto me, e manco saccio donna, se sto letto è ancora fermo a posto per mia, o se qualcuno già non farà butto, mi sanno a banna, penseria cosciunco da levare a battagliare. A sti valori, io ci accordavo, ci rimudarono le notti e il cuore, dal momento che riconoscevo tutti i segnali sicuri e perfetti che Ulisse desse. E allora chiancenno, i corsa si lanciò davanti a tutti, in braccio suo marito, per Dio senno, ci baciò la testa e ci diceva fremente: non l'avere con me, Ulisse caro, perché tu sei un più saggio e lausigente. I dei ogni sventura ne mannaro, famiglia mi restammo tutti e due, l'una vicino dell'Auscia, felici, godendo la nostra gioventù, e poi trovammo soglia da vecchiaia in pace.